Allora, abbiamo parlato del mutuo casa, restando sul mutuo casa, visto che i nostri telespettatori quando sentono delle informazioni, tanto le buttiamo lì, dopo Certo. giustamente uno va in una delle 100 filiali presenti in Veneto, delle altre centinaia che sono in Friuli Venezia Giulia, si informa e vede ad personam qual è la situazione, però ci sono delle condizioni secondo me oggettive e interessanti. Sì, guardi, effettivamente questo plafond che abbiamo messo a disposizione come Cariparma e Banca Popolare Friuladria ci permette di garantire delle condizioni veramente molto interessanti. Noi offriamo alla nostra clientela e quindi a chi ci viene a trovare per fare un mutuo, cliente nuovo o cliente esistente, un tasso fisso del 2,5% per 2 anni, quindi non è lo spread, è proprio il tasso finito, il 2,5%. Dopodiché il tasso dopo i 2 anni viene indicizzato all'IRS e quindi si calcola già un tasso fisso che sarà fisso per tutta la durata. Tenete presente che questo è un tasso, si può verificare, assolutamente promozionale. Lo facciamo perché riteniamo, come dicevamo prima, che il volano che possiamo portare andando a finanziare le famiglie sul settore immobiliare poi possa trascinare anche tutto questo stallo che vediamo sul mercato immobiliare della nostra zona, del nostro territorio. Allora, il mutuo casa volevo dire una cosa, se me lo permette. È una cosa veramente molto delicata che seguiamo in modo particolare. Mi capita qualche volta, mi capitava di più da direttore di filiale di andare a firmare i mutui dal notaio con le famiglie e io noto che c'è veramente un'emozione in quel momento data dal fatto che poi si fa un passo che è veramente importante per la famiglia. Quindi noi dobbiamo renderci conto di questo e quindi cerchiamo di farlo in modo consapevole, cercando di consegnare alla famiglia e se possibile senza la freddezza, no, che ci viene addebitata ogni qualvolta sento parlare delle banche. Questo lo capisco, ci mancherebbe, però cerchiamo di farlo veramente ponendoci nella famiglia che sta affrontando un passo veramente importante. Le dico che quest'anno nel primo semestre noi di fatto stiamo facendo più o meno gli stessi mutui che abbiamo fatto l'anno scorso in un mercato che sta diminuendo, che sta calando. Questo significa che stiamo facendo di fatto più mutui, stiamo acquisendo più quote di mercato proprio in virtù di questo dialogo. E mio figlio si deve sposare, ma il mutuo per la casa lo devo garantire io, mi daranno solo il 40% e per la restante parte come faccio? Lorenzo da Verona. Ma io dico a Lorenzo di Verona che noi abbiamo 2 filiali a Verona, vedo che la mamma garantisce il mutuo, quindi noi quando c'è comunque sia un reddito, no, che comunque cumulato giustifica il fatto che questo mutuo e questa rata sia sostenibile, noi non diamo una limitazione così forte. Poi la pratica è sicuramente da vedere. Noi a Verona siamo presenti con 2 filiali, uno in Viale delle Nazioni, quell'altro in via Nizza in centro. Invito Lorenzo ad andare a fare un giro e a parlare con i direttori di filiali, vedrà che stiamo facendo veramente tanti mutui a Verona. Verona è una piazza molto attiva. Che si muove. Pensavo, ma come mai tante volte i genitori sono chiamati in causa in questo periodo? Quindi i figli da sé non hanno, cioè i giovani da come soli. le dicevo, purtroppo è un tema importante, sentito e scottante, è il tema dell'avvio al mondo del lavoro dei giovani, no? Oggi un giovane si avvicina al mondo del lavoro, ha dei contratti che purtroppo non gli permettono di fare dei progetti a lungo termine perché sono dei contratti, voglio dire, un po' limitati, no? E quindi non per questo, ripeto quello che ho detto prima, noi ci sottraiamo dalla valutazione a pratica del genere, ma magari come in questo caso il genitore che ben volentieri si offre a dare una mano al figlio, ci mancherebbe anche altro, mi sembra un'operazione assolutamente lodevole da parte del genitore e assolutamente valutabile da parte nostra. Altro tema scottante, quello della casa, e quindi voi cercate qui di venire incontro nei limiti del possibile, eccetera. Quello del lavoro. Certo. Quello del lavoro e dell'impresa. Il vostro, diciamo, core business, tra virgolette, è l'agroalimentare, sì, un po' perché è la matrice, insomma, da cui siete nati.
e nell'agroalimentare rientrano degli ambiti strategici importantissimi, però mi pare che da un'indagine anche qui che avete fatto non ci sia una propensione massima del settore verso l'estero, che è quello che dà il grande respiro, il grande sbocco, ma restare in un mercato interno, un po' perché le aziende non sono strutturate, un po' perché i nostri operatori del settore non sono ancora orientati, non hanno neanche la struttura proprio idonea interna per poter affrontare mercati esteri, e quindi c'è un certo qual movimento ma di stallo sostanzialmente, non flessioni negative come in altri ambiti, però le cose non vanno. Anche qui come riuscite ad essere vicini ai vostri partner, ai vostri clienti, che cosa vi sentite di consigliare poi? Perché poi invece un piede voi all'estero ce l'avete, quindi potreste essere veramente il trade union. No, guardi, le dico sicuramente sì, la nostra matrice Crédit Agricole, diciamo, sul mondo agroalimentare punta tantissimo sia in Francia che anche qui in Italia, e quindi le dico sicuramente le tre parole fondamentali per il mondo agro in Italia sono dialogo, cioè dialogo fra di loro, sono sicuramente orientamento verso l'estero e certamente qualità. Queste sono le tre cose che abbiamo visto in quella indagine che abbiamo fatto fare la differenza per gli operatori agroalimentari, perché abbiamo visto che se si hanno prodotti di qualità, se diciamo ci si affaccia al mondo estero e se si ha la capacità di avere un dialogo magari anche settoriale, sicuramente si riesce a ottenere delle quote di mercato e delle opportunità che ancora oggi ci sono. Ma quindi in questo senso voi allora vi aprite il credito verso l'impresa? Guardi, noi abbiamo sicuramente sì, e abbiamo delle vere e proprie campagne settoriali. Noi abbiamo diciamo recentemente concluso una campagna vino, abbiamo la campagna latte, lattiero casearia, abbiamo la campagna carne, cioè cerchiamo di anche qui affrontare le problematiche e le opportunità e le esigenze del cliente agro con delle risposte specifiche, intonate. Sul discorso di contatto rispetto all'estero abbiamo anche, ci è capitato di recente di mettere in contatto degli operatori con un nostro cliente estero proprio nel mondo carne, e questo evidentemente non le nego che agevola, no? Nel senso che avendo noi un operatore il più qualificato che è Crédit Agricole, possiamo approfittare di questa cosa e soprattutto farne approfittare i nostri clienti. Quindi le dico, la nostra risposta è una risposta di estrema specializzazione sulle problematiche agroalimentari. Ecco, sembra che il settore agricolo comunque sia un settore che tiri, nel senso che è di grande appeal per quanto riguarda i giovani. Ci sono i finanziamenti che vengono dall'Europa ancora, il discorso della PAC e così via, quindi ci sono anche delle risorse significative. Assolutamente. È un settore che riesce ad andare al di là delle condizioni meteo, che poi vedremo anche un capitolo dedicato a questo che avete aperto, impreviste, imprevedibili. Per quel che riguarda i giovani che vorrebbero fare impresa, tante volte quando abbiamo parlato di agricoltura ci hanno chiamato imprenditori che avrebbero i figli, che vorrebbero intraprendere però non ottengono finanziamenti eccetera. È più facile secondo lei come comparto questo dell'agroalimentare, agricolo, anziché altri settori? Ma sicuramente è un interesse di grande attrattività, sicuramente lo è per noi, per il nostro gruppo, ma in generale per le banche certamente è un interesse di grande attrattività. Quindi un giovane che si affaccia al mondo agro sicuramente può accedere a forme di finanziamento veramente interessanti. Lei parlava dei PAC, tenga conto che noi abbiamo anche qui cercato di dare delle risposte concrete offrendoci quali finanziatori di anticipo di questi PAC, perché spesso addirittura sì, questo spesso accade che i PAC arrivano, ma magari giustamente l'imprenditore agricolo ha bisogno dei quattrini prima, quindi noi anticipiamo questi PAC. Perché sapete che è una certezza quella, certo, quindi non c'è e quindi non vediamo perché non anticiparli. Tra l'altro siamo tesorieri e abbiamo un rapporto privilegiato anche con Avepa e di conseguenza certamente questo ci agevola anche nella consulenza e nell'expertise di questo campo. Ecco, questo è proprio quello che dicevamo in apertura, no? Cercare di avere una grande conoscenza della materia pur
la nostra è una banca che ha una dimensione limitata, perché è una banca, se vogliamo, un po' più che regionale, no? Territoriale. In realtà poi abbiamo la possibilità invece di offrire queste cose in modo estremamente professionale e approfondito, in virtù degli aspetti che toccavamo prima. Rispetto a un credito cooperativo, come vi differenziate? In che cosa vi differenziate? Ma guardi, io dico sempre ai miei collaboratori, io ho profondo rispetto per i crediti cooperativi, perché loro effettivamente hanno un contatto con la clientela che è molto frequente, molto attivo, conoscono bene il territorio, quindi dico, dobbiamo essere bravi a fare i concorrenti del credito cooperativo su queste tematiche di prossimità, ma dobbiamo essere altrettanto bravi a fare concorrenza alle banche più grosse, perché comunque abbiamo la possibilità di farlo con gli strumenti che le dicevo. Rispetto a un credito cooperativo, io penso che la nostra dimensione internazionale dia una garanzia alla nostra clientela a 360 gradi, no? Qualsiasi tipo di garanzia uno possa pensare, di approccio al mercato, di conoscenza degli strumenti, di opportunità, ecco, tutte queste cose il credito cooperativo, ripeto, che rispetto molto, evidentemente magari ha più difficoltà a offrirle rispetto a noi. Ecco, accennavo prima, c'è anche un capitolo che voi dedicate al risarcimento per danni atmosferici, sì. E quindi un'anticipazione in certo qual modo, un venire incontro. È un capitolo purtroppo importante, no? Guardi, visto quel che è successo. Io le dico sì, è un capitolo veramente importante, cerchiamo di stare vicino alle aziende, alle famiglie durante questi eventi. Purtroppo anche qui abbiamo una storia che ci ha, a nostro malgrado, un pochino fatti diventare esperti. Lei tenga conto del terremoto di Mantova, Parma, insomma dell'Emilia, dove siamo stati colpiti anche come banca, dove Cariparma ha dovuto chiudere diverse filiali, quindi abbiamo lavorato nei container. Ecco, forse questa sensibilità ci è venuta anche toccando di persona queste problematiche, quindi ogni qualvolta c'è un evento di questo tipo cerchiamo di mettere a disposizione dei fondi in modo agevolato, affinché le persone che sono toccate da questi eventi abbiano delle risposte concrete. Insomma, cerchiamo veramente di stare vicino ai problemi della gente. I problemi della gente poi sono questi, no? Sono quelli che capitano per gli eventi atmosferici, sono il fatto di comprare una casa e non avere i quattrini, sono il fatto di avere l'investimento e non sapere che cosa fare, insomma, o doverla ristrutturare. O doverla ristrutturare. In questo caso qui non si sa come intervenire, perché si aspettano chissà quanto tempo gli interventi regionali o quant'altro. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo insieme.